hanno dovuto caricarla su 2 carri attrezzi per portarla via. L'auto, che si è schiantata contro un camion a Canoghera, infatti, lungo la Triestina, era spezzata in 2 e il 25enne di Marghera, che era alla guida, Nicolò Mattia Coppola, è morto sul colpo. Residente a Marghera, ma originario della provincia di Brindisi, stava per diventare padre, il che rende la tragedia ancora più dolorosa. Il giovane, a bordo di un Alfa 147, stava percorrendo la Triestina in direzione di Mestre attorno alle 6:30 del mattino, quando improvvisamente, per cause da accertare, si è scontrato con un camion che viaggiava in direzione opposta. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo al giovane. Troppo violento l'impatto, tanto che l'auto si è completamente incastrata sotto il mezzo pesante ed è servito un lungo lavoro dei vigili del fuoco, accorsi con 2 squadre da Mestre, per disincastrare l'Alfa. I sanitari del SUEM invece non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 25enne. Un tratto della Triestina, quello già teatro di altri gravi incidenti in passato, a poche centinaia di metri dallo svincolo per il casinò. Il traffico è stato temporaneamente bloccato e quindi deviato dagli agenti della polizia locale, giunti sul posto numerosi per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente, a cui potrebbe aver contribuito la pioggia e l'asfalto bagnato. Il personale dell'ANAS ha lavorato a lungo per ripristinare la strada, riaperta regolarmente al traffico solo dopo molte ore.